ist Schnee gewesen. Und wissen sogar, das war auch C'era la neve. Allora era il mese di maggio, ma la neve durava più a lungo, anche oltre il mese di maggio. Allora la trava era in piena, era più ingrossata del solito. Molti hanno perso la vita cercando di attraversare a nuoto la trava. Con una corrente così forte era improbabile che uno riuscisse ad arrivare dall'altra parte, anche se tutti noi eravamo bravi nuotatori. Quello che vediamo è il cimitero di Pegetz, in Austria. Sulle lapidi è scritto cosacco sconosciuto. Nelle tombe sono sepolti i resti di alcuni cosacchi ripescati dalla Drava. L'anno era il 1945. Il periodo, la fine di maggio e i primi giorni di giugno. Come afferma il nostro testimone, un cosacco sopravvissuto, un cosacco che vuole rimanere sconosciuto. L'Austria è l'ultima tappa di un lungo percorso. La tappa precedente è stata la Carnia, in Friuli. È una storia poco conosciuta e per molti aspetti controversa. Di certo si sa che i cosacchi sono arrivati in Carnia tra la fine di luglio e la metà di agosto del 1944. Sono alcune decine di migliaia di persone. Il loro numero oscilla, a seconda degli storici, fra le 40 e le 60.000 persone, che, trasportate da tradotte militari con i loro cavalli e i loro carretti, invadono la Carnia, stremata da 4 anni di guerra. Arrivano i cosacchi. Con poco preavviso, un bel giorno abbiamo visto la colonna arrivare i tedeschi e i cosacchi assieme, hanno invaso il paese tipo rastrellamento e hanno subito dato ordine alla popolazione di riversarsi nell'altra metà del paese, cioè la parte sud di Paluzza doveva riversarsi nella parte nord, per lasciare libere le case ai cosacchi. Hanno fatto questo dando però 3 giorni di carta bianca in tutta la Carnia ai cosacchi. Carta bianca cosa voleva dire? Occupare quello che volevano, rubare quello che volevano, e il fatto più increscioso, più tremendo è che violentavano le donne. L'invasione cosacca fu preceduta da una pre-invasione fatta da mongoli. Erano soldati particolarmente agguerriti, arrivarono in paese all'alba e fecero un po' di tutto, violentarono donne, rubarono, saccheggiarono, e il prete cominciò a suonare la mattina presto le campane cercando di dare l'allarme. La gente naturalmente cercò di scappare nei boschi, chi si rifugiò nelle cantine. Le invasioni di popoli di origine mongola o caucasica, a cavallo, a tutta andatura e con le sciabole sguainate, appartengono alle vicende storiche europee di molti secoli fa. In pieno Novecento sono un'anomalia. E allora chi erano i protagonisti atipici di questa avventura fuori dalla storia? Erano collaborazionisti del Terzo Reich e sostanzialmente possiamo identificarli in 3 tipologie. La prima consiste in soldati dell'Armata Rossa caduti in mano alla Wehrmacht.
prigionieri di guerra portati nei campi di concentramento tedeschi, dove la fame e gli stenti spingevano a grandi scelte, avevano aderito in un primo momento a prendere la pala e la vanga e a lavorare per l'organizzazione Todt. I collaborazionisti russi del Terzo Reich sono stati quantificati in 1 milione. È un numero molto consistente, motivato dai regolamenti interni all'Armata Rossa. I soldati che cadevano prigionieri, per il fatto stesso di non aver resistito sino alla morte, venivano considerati traditori. Passibili di alto tradimento, li attendeva in patria la fucilazione, o nella migliore delle ipotesi, la prigionia. Questa scelta impossibile e la promessa di razioni di cibo più robuste avevano spinto molti prigionieri provenienti dall'Armata Rossa a indossare un'altra divisa e a imbracciare le armi. La gran massa dei cosacchi erano quindi prigionieri di guerra, riorganizzati dai tedeschi e alle dipendenze di ufficiali tedeschi. Il fenomeno della presenza cosacca in Friuli è una piccola parte di quello che è il più vasto fenomeno dell'uso che i tedeschi facevano di prigionieri russi e di popolazioni della zona del Caucaso e di zona del Don che avevano forti ragioni di risentimento perché il regime comunista aveva sconvolto tutta la struttura politica, sociale e economica di quei paesi per creare una società comunista. Quindi espropriazione di terre, severità notevole, deportazioni e quindi, ripeto, molte ragioni di risentimento. Quindi la seconda categoria dei cosacchi che si sono stanziati in Carnia nell'ultimo anno di guerra è costituita da civili in fuga dal bolscevismo. Il bolscevismo li aveva strappati dalle loro terre, deportati, imprigionati nei campi di lavoro, massacrati a decine di migliaia. Il legame contrastato che attraverso i secoli aveva unito i russi e i cosacchi, l'uno un popolo contadino e stanziale per eccellenza, l'altro, i cosacchi, legato a tradizioni di allevamento del bestiame e di nomadismo, in seguito alla rivoluzione d'ottobre e all'assunzione del potere da parte dei bolscevichi, si era ulteriormente complicato. Sotto la presidenza di Lenin, affiancato da Stalin e Trotsky in posizioni rilevanti, milioni di individui, contadini ostili alla collettivizzazione delle terre, interi villaggi, oltre a molte popolazioni non russe, subiscono persecuzioni e deportazioni. I cosacchi, più irriducibili di altri, sono soprattutto nel mirino, vittime di queste operazioni di ingegneria demografico-sociale. È di Lev Trotsky la dichiarazione: il nostro compito è il pieno, rapido e completo annientamento dei cosacchi, la distruzione dei loro capisaldi economici, l'eliminazione fisica dei funzionari e degli ufficiali cosacchi, la dispersione e la neutralizzazione dei cosacchi semplici e la loro liquidazione di fatto. Ma non si tratta solo di strategie politiche. Agli inizi del secolo scorso, infatti, nei bacini del Basso Don e del Volga, già ricchi di giacimenti minerari, vengono scoperti abbondanti pozzi petroliferi e questo aumenta la pressione per avere il possesso pieno di quelle zone. Per impadronirsi di queste ricchezze, nel 1942, i tedeschi sferrano un attacco massiccio alla zona compresa fra il Mar Caspio, il Basso Don e il Basso Volga. Nel quadro d'insieme della Seconda Guerra Mondiale, il Reich, con l'offensiva del 1942, mira a ottenere quello che non aveva ottenuto con l'attacco al nord della Russia dell'autunno precedente, cioè una conclusione vittoriosa della campagna che mettesse fine rapidamente alle ostilità con l'Unione Sovietica. Di fatto, i tedeschi riescono a raggiungere abbastanza celermente il Volga. Nel luglio del 1942, fulcro dei combattimenti diventa la città di Stalingrado. La battaglia di Stalingrado è spesso definita come la più grande battaglia della storia. Questa fama epica che l'accompagna è motivata e fondata. Anzitutto Stalingrado è la prima e la più importante sconfitta militare del Reich. Inoltre a Stalingrado fu impegnato un numero di uomini ingentissimo e l'assedio durò molto a lungo, dal luglio del 1942 ai primi di febbraio del 1943.
Inizialmente la città viene assediata con successo dalle truppe tedesche. In un secondo momento, queste vengono circondate a loro volta dall'Armata Rossa. L'accerchiamento di 220.000 uomini della Sesta Armata e della Quarta Armata Corazzata, al comando del Feldmaresciallo von Paulus, rende evidente che non si tratta più per i tedeschi di arrivare a una vittoria lampo, ma di evitare una completa disfatta e la conseguente perdita totale della guerra. Mentre Stalin ordina non un passo indietro, Hitler impone la parola d'ordine della resistenza ad oltranza. Verso la fine del novembre 1942, in seguito ad una grande controffensiva dei sovietici, effettuata con largo uso di carri, a Stalingrado si combatte con un accanimento senza pari, strada per strada, casa per casa. Le truppe tedesche assediate a Stalingrado e costrette a resistere ad ogni costo per permettere l'installazione di un fronte di ripiegamento per altre importanti unità militari operanti nel Caucaso, sopportano perdite spaventose. Il feldmaresciallo von Paulus, che nella prigionia in Russia si convertì al comunismo, nonostante che le sue disperate richieste di rinforzi fossero rimaste inascoltate, si assunse la piena responsabilità della catastrofe militare e del sacrificio sopportato dai suoi soldati. Di fatto, Stalingrado rappresenta il segno più eclatante delle crepe tedesche sul fronte russo. Ed è il momento il simbolo della svolta nelle sorti della Seconda Guerra Mondiale. Ma torniamo all'inizio della campagna, nella quale furono impiegate anche unità militari italiane. Quando i soldati tedeschi invadono la zona del Caucaso, alcuni cosacchi si uniscono a loro contro la Russia, che la propaganda nazista definiva il secolare oppressore della loro gente. Li vediamo appunto impegnati in compiti di pattugliamento e polizia della zona per conto dei tedeschi. Sono andato via da casa mia a 14 anni e mezzo. Era il 1942. Era novembre, la fine di novembre. Le truppe russe avevano fatto breccia ed erano dilagate nell'Ansa del Don, nella ex Unione Sovietica, ed avevano accerchiato la Stalingrader Deutsche Armee. E quando hanno sparato, molti sono scappati di lì. Sono scappati da soli, senza attendere gli ordini. Molti sono scappati con la moglie e i figli, con i carri. Le auto a quell'epoca erano state confiscate tutte e i più poveri se ne sono andati via addirittura a cavallo. Le truppe erano così confuse che nessuno sapeva cosa fare e i comandanti non facevano altro che mandarci verso ovest. Allora noi eravamo già dalla parte dei tedeschi, che si stavano ritirando in direzione di Melitopol, in Ucraina. Stavano andando verso Kherson, che adesso appartiene al territorio ucraino. E le cose sono andate avanti così. Avevano già bloccato tutto. Siamo andati avanti così finché siamo arrivati a Melitopol, presso Kherson. Odessa è più lontana, è già vicino al mare. Poi abbiamo passato il fiume Bug e siamo giunti in Bessarabia, in Bucovina, si chiama così. Da lì siamo passati in Romania e poi ci hanno mandato in Cecoslovacchia. Lì ci siamo ricongiunti con unità cosacche che provenivano dal nord ed erano già, da qualche parte, dalla parte dei tedeschi. Nel mio gruppo c'erano soprattutto civili, come posso spiegarmi? Era gente con la famiglia, con tutta la famiglia. E sapete come ci si muoveva allora? Non erano tragitti normali, ma si facevano 15-20 chilometri al giorno. In Cecoslovacchia sono arrivate unità dalla Polonia. C'erano anche soldati russi finiti in campo di prigionia e da lì siamo passati in Ungheria. Poi attraverso Vienna, Klagenfurt e Arnolstein siamo arrivati a Tolmezzo, la stazione Carnia. Über Wien, Klagenfurt, Arnoldstein sind wir nach Tolmezzo gekommen, Station Carnia.
Quindi i cosacchi che hanno invaso la Carnia erano reparti militari con al seguito le famiglie, i civili. Avevano i loro falegnami, i factotum, gli artigiani, i sacerdoti, i laureati. Passati dalla parte dei nazisti, erano rivestiti ed equipaggiati con le uniformi e l'armamento più vari, quelli che i tedeschi avevano catturato sui campi di battaglia di mezza Europa. Di distintivo avevano solamente il colbacco e a volte neanche quello. In una affollata manifestazione, la cui scenografia imponente e aggressiva ricorda altre spettacolari adunate naziste nella Parigi occupata, il Reich in guerra fa appello a chiunque si riconosca nella parola d'ordine dell'antibolscevismo. Al convegno partecipano anche i capi cosacchi fuoriusciti dalla Russia, gli atamani, che la guerra civile aveva reso famosi. Pochi mesi dopo la rivoluzione dell'ottobre 1917, il paese era sprofondato nel caos. In tutta la Russia centrale e meridionale erano spuntati governi e armate controrivoluzionarie. Fra i ribelli, un posto di rilievo spettava ai cosacchi, in particolare quelli del Don, e ai loro atamani, che erano stati gli alti ufficiali zaristi nella Prima Guerra Mondiale. Soprattutto, leggendari il generale Wrangler, che qui vediamo nella divisa tradizionale, la cerchesca, e il generale Krasnov, che racconterà l'epopea di questa guerra nel romanzo Dall'Aquila Imperiale alla bandiera rossa. Krasnov sarà uno dei protagonisti dell'occupazione cosacca in Carnia. Frattanto, le grandi potenze, temendo che la rivoluzione possa espandersi al di fuori dei confini della Russia, decidono di intervenire in appoggio alle armate controrivoluzionarie, quelle che sono chiamate le armate bianche. Il più illustre sostenitore di questa politica è Winston Churchill, il ministro della guerra del governo di Lloyd George. Nell'autunno del 1918 gli inglesi sbarcano ad Arcangelo, nell'estremo nord della Russia. In questo corpo di spedizione c'è un ufficiale di carriera che ritroveremo nella vicenda dei cosacchi in Carnia, il generale Alexander. Nell'estate del 1919 la Russia bolscevica non è che un moncherino di dimensioni ridotte all'interno del vastissimo paese. È una guerra spietata che si combatte senza esclusioni di colpi e che comporta perdite terribili per entrambi i contendenti e per la popolazione civile. Eppure i rivoluzionari riescono a resistere, malgrado siano accerchiati da tutte le parti. A loro vantaggio gioca il fatto che le principali fabbriche d'armi sono a Mosca e a Pietrogrado, nel territorio controllato da loro. Contro le armate bianche, divise al loro interno, combatte l'armata rossa. Organizzatore e comandante dell'armata rossa è Trotsky, un capo dotato di indubbio coraggio personale e di un'intelligenza acuta, fatta di spirito pratico e di capacità di visione. A decidere le sorti della guerra, oltre all'efficienza militare dell'esercito bolscevico, contrapposta al frazionamento e alle divisioni delle armate bianche, è l'appoggio che le masse contadine forniscono all'armata rossa. I contadini, fra le vittime di questo conflitto, sono i più esposti a saccheggi e a devastazioni e vengono depredati in egual misura da entrambi gli eserciti. Ma i bolscevichi hanno promesso la spartizione delle terre dei grandi latifondi e per questa speranza si schierano con i rossi. Dopo 3 anni di guerra, gli eserciti bianchi subiscono una sconfitta bruciante e devono abbandonare il paese. I capi riparano nelle capitali europee, a Berlino, a Parigi. Personaggi di temperamento ambizioso, con un passato brillante e nostalgico, a cui sembra che la storia offra ora l'opportunità di tornare alla ribalta. Tornando alla situazione della Seconda Guerra Mondiale, il Friuli con la Carnia è stato occupato dal Reich. Fa parte dell'Adriatische Küstenland, il territorio costiero del litorale adriatico che Hitler intende annettersi. Inoltre, da un punto di vista puramente militare e strategico, la zona è di vitale importanza. Passa qui vicino la seconda linea di rifornimento e di sgombero con il mondo germanico, la linea di Kokkau. La prima è la linea del Brennero, e quindi luogo che deve essere tenuto libero dai partigiani. Per questa necessità i tedeschi pianificano un'operazione militare quanto più fulminea possibile, che porti al completo controllo di tutta l'area.
È il grande rastrellamento dell'autunno del 44, che sarà fatto con una cruenza straordinaria. Lo schieramento offensivo è composto da unità militari costituite da vari reparti della Wehrmacht, delle SS, dei repubblichini di Salò e di cosacchi, che erano dispiegati proprio nella posizione da cui partì la grande offensiva. L'8 ottobre hanno cominciato i combattimenti e 95.000 uomini, va bene? E poi abbiamo carri armati per il seguito. E io ho tenuto loro un 6-7 ore. Abbiamo subito l'attacco, ero presente, era la sera, una sera, c'era un gruppo di combattenti dello Zoppo e della Garibaldi mescolati in zona Esemon di Sotto, comune questo, Esemon di Sotto, comune di Enemonzo, che era lì pronto a combattere. Si vedevano discendere sia da parte Verzenis sulla destra guardando, sia da parte di Lauco sulla sinistra guardando, queste fiammelle che erano le luci delle mitragliate che tiravano, no? E poi siamo rimasti senza munizione, mi sono capitate fin sotto, venivano su un campo di grano turco, e allora li vedevo, io sparavo, cadevano loro e le canne del mais, no? Poi da lì ho dovuto ritirarmi pian piano, tenermi soltanto 2 caricatori, soltanto per una difesa, ecco. Allora, era il 14 dicembre, no, del 44. La neve era alta sui monti e ho paura che mi venga da piangere. Faceva freddo abbastanza, essendo in dicembre. E arrivano un gruppo di partigiani di fuori casa nostra. Mio papà, che era in cucina, ha sentito dei rumori di fuori, è uscito. In quello che stavano parlando, hanno parlato anche di altre cose, no, che io non ero presente lì in quel momento. Si vede arrivare sullo stradone un gruppo di cosacchi a cavallo, a grande velocità. I partigiani, mio padre erano un po', non sapevano cosa fare, ormai li erano già visti i partigiani dai cosacchi. In conclusione mio padre dice: cosa fate? Andate su di sopra, in casa, andate su di sopra, c'è una porta che vi porta nel fienile e nascondetevi nel fienile, cosa volete fare? I cosacchi gridavano partisan, 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 gridavano i cosacchi. In questa confusione intanto hanno cominciato a sparare. E buttare le bombe sul tetto. Allora viene fuori uno con le mani alzate che pezzetta. Il primo viene fuori e l'hanno ferito qua. La pallotta è andata in Germania con la pallottola qui dentro. Si chiamava Pezzetta, questo qua era il postino di Tolmezzo, che era partigiano. Dopo c'era Vero, 20 anni, ha tentato di fuggire, era di Pieri, ma questi erano tutti partigiani e anche armati. Allora lui ha tentato di scappare, gli ha sparato dietro e l'hanno ucciso così, 20 anni, aveva un bellissimo ragazzo, eravamo un po' parenti lontani. Poi c'era Bengo,
Un altro era lì di fuori, venuto giù dal paese a curiosare, a vedere cosa succedeva, hanno ucciso anche quello. Poi c'era Gracco, che era un pezzo grosso partigiano, in quella volta era graduato. Si è sparato qua, perché dopo abbiamo visto che aveva il buco qua. Si è sparato da solo per non lasciarsi prendere vivo. Allora i cosacchi sono stati lì per tante ore, no? Tante ore sono stati lì finché vedevano che la Carez era ridotto un braciere. Saltavano i conigli fuori, le galline, perché io vengo da una famiglia di contadini, di grossi contadini. La sera siamo tornate giù a vedere la casa che era tutto in braciere. Mio fratello, che non ho detto, era su in paese. Mio fratello che aveva 16 anni e uno zio che aveva più di 40 anni, un fratello di mia madre, li hanno presi qui in paese, bastonati a sangue. Hanno bastonato a sangue anche questo qua che è uscito fuori, Pezzetta, uscito fuori ferito, bastonati, caricate sui carretti che avevano e li hanno portati via. Mio fratello, mio zio, poi i tedeschi li hanno portati nei campi di concentramento in Germania, che non avevano mai saputo, circa si è saputo, ma di certo cose certe non si sono mai sapute. Li hanno portati in Germania, non si è mai saputo che fine abbiano fatto, non si è mai saputo. Pensate che mio fratello aveva 16 anni, non era né armato né partigiano. E niente, poi siamo arrivati giù la sera, era tutto queste braciere. Mia madre ha cominciato a urlare e io non sono stata capace di aprire bocca, sono rimasta come bloccata, però mi sono come ammalata, sul serio e mi sono voluti 3 anni per venirne fuori dopo. Ho 18 anni, 18 ne avevo, appena compiuti, che avevo compiuti in novembre e dicembre è successa la tragedia. Questa azione, ingaggiata da tedeschi affiancati da truppe cosacche e repubblichine, con l'intento di ripulire la Carnia dalle formazioni partigiane, ebbe una prima fase di sfondamento molto cruenta e quindi una fase di assestamento. Fu una battaglia che durò 2 mesi e mezzo e viene chiamata la battaglia degli 80 giorni. Per l'occasione i tedeschi avevano trasportato sulla linea ferroviaria fra Carnia e Villasantina un treno blindato della Marina che serviva per la difesa costiera e che in questo caso, con i suoi cannoni, bombardò incessantemente le postazioni partigiane. Le perdite, da una parte e dall'altra, furono molto numerose. Il movimento partigiano era stato molto forte in Carnia. Nella primavera del 44 aveva dato vita a una zona libera nella quale i tedeschi non potevano entrare. I combattenti nel periodo erano circa 2000. Dopo la grande battaglia dell'autunno si ridussero drasticamente, non solo per i morti e i feriti e perché i più deboli vennero rimandati a casa, ma per l'impossibilità di agire. Rimasero solo 250 uomini che si ritirarono nei rifugi in montagna. Tenere combattimenti, cosa vuole? 6 caricatori di cartucce a testa, 2 ore, 3 ore, e dopo via di corsa. No? Cosa vuol fare? Sì, era più facile per noi, però a venire avanti bastava che fosse uno che sparava, dovevano fermarsi. Ma insomma, a lungo andare, sì. Poi ci rimettevano alla popolazione, perché noi scappavamo via e finivano i guai alla popolazione.
Da un punto di vista strettamente militare, questa battaglia non rappresenta che una delle alterne vicende della guerra. I tedeschi hanno riportato una vittoria e per farlo hanno utilizzato reparti di collaborazionisti cosacchi. I cosacchi, quelli che stiamo vedendo in parata fanno parte del 15° Cavalleria del generale von Panwitz, hanno combattuto su vari fronti a fianco delle truppe del Reich, ma il loro arrivo in Carnia ha qualcosa di eccezionale. I cosacchi sono stati portati qui dai nazisti. Questo era un impegno del Reich per dare una terra ai cosacchi, Kosakenland. Questi venivano come occupanti, con le donne, i bambini, i cavalli, occupavano i prati, le stalle, i loro cavalli mangiavano il fieno delle stalle delle vacche carniche. Questi sarebbero diventati futuri padroni di questa terra. La terra era stata la parola più emozionante con cui il Reich aveva risvegliato la volontà di rivalsa antibolscevica delle nazionalità oppresse dal regime sovietico. Stalin, scatenando il terrore del 1933, aveva stilato l'elenco delle categorie nazionali controrivoluzionarie. I cosacchi vi avevano un posto di rilievo, assieme a ucraini, polacchi, romeni, lettoni. L'elenco è molto lungo. Affermare il principio della pericolosità sociale di talune categorie nazionali significava attribuire sentimenti e comportamenti antisovietici a qualsiasi individuo perché nato in un luogo e all'interno di un gruppo prestabiliti. Traducendo dal linguaggio burocratico usato dal regime sovietico, significava che i cosacchi erano colpevoli di essere nati. Traducendo dal principio ai fatti, significava che i cosacchi erano ancora una volta soggetti a persecuzioni e purghe. Non doveva essere stato difficile per il nazismo, con la sua miscela potente di demagogia e terrore, sedurre questi individui. Lusingarli e ammagliarli con il miraggio e la promessa di una terra propria, in cui far rivivere usi e tradizioni che le persecuzioni avevano trasfigurato e reso uniche, rette e nobili. Inizialmente i nazisti promettono ai cosacchi il possesso della loro terra d'origine. L'idea è del ministro per i territori occupati dell'Est, Rosenberg, e in un primo tempo a Hitler non piace. Ma quando il mondo germanico comincia a mostrare una certa inferiorità militare, il Reich si impegna a trovare una nuova area di insediamento per i cosacchi. Ne fa fede la risoluzione Rosenberg-Keitel, dai nomi del ministro Rosenberg e del comandante supremo della Wehrmacht, maresciallo Keitel. Stilata il 10 novembre 1943, questa risoluzione enuncia: in riconoscimento dei servigi da voi resi sul campo di battaglia, di questa immane fra tutte le guerre, per rispetto dei vostri diritti sulla terra, che fu imbevuta del sangue dei vostri padri, riteniamo quale nostro dovere promettere a voi, cosacchi del Don, del Kuban, del Terek, l'intangibilità del vostro possesso della terra, da voi acquistata con il lavoro vostro e dei vostri avi. Qualora gli eventi bellici dovessero rendere temporaneamente impossibile il ritorno nella terra dei vostri padri, noi faremo risorgere la vostra vita di cosacchi sotto la protezione del Führer, ponendo a vostra disposizione la terra e tutto ciò che è necessario per una vita autonoma. All'epoca di questa risoluzione, la ritirata tedesca sul fronte orientale è già iniziata e i tedeschi si trascinano appresso i cosacchi per mezza Europa. Nel luglio del 44 viene infine deciso il loro trasferimento in Carnia. Trasferimento che prelude all'azione di sfondamento dell'ottobre 44, quell'azione cruenta di cui abbiamo detto e che è la premessa dell'occupazione cosacca della Carnia. La Carnia e la sua popolazione si trovano allora ad essere le vittime estreme di questa concatenazione di eventi iniziati altrove, in luoghi e tempi distanti e differenti. I tedeschi, seguiti dai cosacchi, avevano occupato l'intera vallata della Valle del But
Quindi avevano scelto questa casa di mio padre, che era una delle poche con riscaldamento autonomo, per insediarvi il comando, sia tedesco che cosacco. Le stanze, questo era il salone di entrata, e poi nelle stanze adiacenti avevano istituito gli uffici. I battaglioni dei cosacchi, i soldati in uniforme, loro prestavano anche servizio, presidiavano i ponti e le strade in modo da impedire che fossero fatti saltare in aria e garantivano la sicurezza della zona. Loro controllavano strada per strada, casa per casa, che nessuno si muovesse. Poi, di qualche ora dopo, arrivava il reparto speciale tedesco che andava per le case con nome e cognome a prendere quelli che loro avevano in elenco. Poi, dove non hanno trovato quello che cercavano, prendevano il fratello, magari o la sorella o la madre, e portavano via a scopo ricattatorio. Mi hanno portato a Ovaro, mi hanno chiuso in prigione, ho la fotografia anche qua mi hanno portato in prigione, era un'ex barberia, nella stradina che va giù dopo in cartiera, e mi hanno interrogato. Si vede che ha trovato il tipo che non gli andava bene, mi ha lasciato quieto. Mi ricordo la sera stessa, che era quasi l'ultimo dell'anno, sì, era l'ultimo dell'anno, c'era nell'alberghetto lì a Ovaro, e ci hanno fatto entrare dentro, erano tutti seduti per terra in mezzo ai cosacchi e lì cantavano. È stata una cosa talmente commovente, e mi ricordo che uno mi si è avvicinato e con parole un po' mi ha raccontato la storia. Dice, da noi Russia prima c'era Rico, Cigaro, Troika, cavalli, col bacco, ben pelliccia, freddo, roboto con la frusta. Roboto vuol dire lavora, no? Sparito quello, arrivato comunista. Tavolino, col bacco, mitra, robota. Eppure c'è qualcosa di atroce in tutta questa vicenda. Non basta infatti avere alle spalle una storia di tragedie, aver vissuto nel terrore e nell'umiliazione per giustificare la collaborazione con un regime che aveva concepito i campi di sterminio, che aveva scatenato una guerra di conquista crudele e spietata. La dittatura nazista, ora nel quinto anno di guerra, si stava avvitando nella spirale delle aggressioni fallite portate a quasi tutti i popoli d'Europa. Questo era il pantano in cui sprofondavano i cosacchi, cavalieri di abilità leggendaria, che avevano barattato un sogno anacronistico con un'umiliante subalternità e intanto venivano adibiti a compiti di infimo ordine e tenuti a redini strette dai tedeschi. I tedeschi, loro sì che erano ben armati. Noi avevamo soltanto quei cosi lì per obiettivi pratici. Forse erano sufficienti per quello che dovevamo fare. Avevamo vecchie pistole e mitragliatrici ceche. Non disponevamo neppure di un buon apparecchio tedesco, di quelli che funzionano bene. In fondo i tedeschi non si fidavano di noi. Quando i tedeschi davano un ordine, quell'ordine andava eseguito. E se qualcuno diceva soltanto una parola in merito, spariva subito. Lo venivano a prendere. E loro avevano organi appositi. Tengono sotto controllo la zona i cosacchi e se non trovano altro fanno razzie nelle case. Nell'inverno 44-45
Sono quasi 50.000 persone ad aggiungersi alla gente carnica, che è di 60.000 unità. È una popolazione quasi raddoppiata e il compito di sfamarla con gli uomini in guerra è affidato quasi totalmente agli sforzi e all'ingegno delle donne. Alcuni paesi, quelli destinati ai cosacchi del Don, furono completamente evacuati dalla popolazione e dati ai cosacchi. E questo si verificò nella zona nei comuni Cavazzo, Braulin, Salesso. Nella maggioranza dei nostri paesi si arrivò invece a una convivenza forzata. Questo è il vecchio focolare, che è una delle stanze che assieme alla cucina e una camera da letto il comando tedesco ci aveva lasciati alla famiglia nostra, che era composta da 4 persone, 3 figli e nostra mamma, poiché mio papà era stato ucciso a Malga Promosio il 21 e 22 luglio precedenti. La presenza di tanti civili al seguito creò sicuramente la necessità di organizzare delle strutture che rendessero questa vita difficile, una vita un po' più possibile, soprattutto per i tanti bambini, per gli anziani, per le donne. Sappiamo che, e questo lo sappiamo dall'organo di stampa che i cosacchi avevano in Carnia, sappiamo che nell'inverno del 1944, in dicembre, fu aperta una scuola a Tolmezzo frequentata da 75 bambini. Particolarmente interessante a questo proposito è anche la testimonianza di una madre che viene registrata su questo numero del giornale cosacco, la quale dice che dopo tanti mesi di inattività in questa lunga peregrinazione dalla Russia fino alla Carnia, vedere finalmente i bambini che con le cartelle riprendevano ad andare a scuola e ricominciavano a riempire il vuoto delle giornate era una cosa che dava a tutto lo stan cosacco grande serenità. Io che allora avevo 20 anni ed ero maestro, ho ricevuto la nomina per le scuole elementari di Cercivento a metà ottobre. Un mese dopo sono arrivati i ragazzi dei cosacchi e hanno trovato asilo proprio nella scuola dove insegnavo io. Il direttore didattico ha fatto sgomberare il pian terreno, noi siamo rimasti al primo piano e lì i cosacchi avevano 2 aule a disposizione, in una facevano scuola e nell'altra invece facevano le loro preghiere, praticamente era la loro piccola moschea, dato che erano musulmani, ed ogni venerdì quando scendevamo dalle scale ci soffermavamo sulla finestrella che dava nella moschea, nella piccola moschea, per vedere questi musulmani pregare. Per me, bambino piccolo, era un grande gioco questo. Credo anche per i miei fratelli che avevano qualche anno di più. La guerra in definitiva era un qualche cosa di assolutamente incomprensibile per i bambini, però soldati, movimenti, cavalli, rumori, per cui un grande, incredibile e affascinante gioco. Quando ero bambino in questa stanza c'era il cosiddetto tinelletto, una piccola stanza da pranzo, la grande stanza da pranzo è di là. E in questo tinelletto mio nonno faceva il medico
E la sera si incontrava con un ufficiale cosacco ospite di questa casa. Loro parlavano in latino e noi bambini ci mettevamo su quella finestrina che dà verso il focolare e guardavamo con gran curiosità sto dialogo fra nostro nonno e questo ufficiale cosacco in una lingua per noi bambini assolutamente ignota. Má zmrzlina každá jiná, chladí takže skoro pálí. Mou zmrzlinu všichni chválí, ať jsou velcí nebo malí. Immediatamente dopo ci trasferivamo in cucina e in cucina il cuoco dei cosacchi si chiamava Vassili. Io ho un ricordo preciso di quest'uomo con le gambe molto storte, piccolino, tarchiato, e Vassili faceva la corte alla nostra tata, che ovviamente si ribellava sia per questioni di ordine ideologico sia per questioni di ordine umano, per cui in cucina c'era sempre una grande tensione fra Vassili e la tata. Questi sono bellissimi ricordi di me, bambino, 4 anni. Ricordavo che spesso il bosco, quando è arrivata la prima neve, era frequentato indifferentemente da bambini cosacchi e da bambini di Paluzza o di Treppo che andavano con lo slittino assieme. Ogni famiglia ha avuto il suo cosacco e anch'io ho avuto un cosacco in casa. Era un ufficiale dell'esercito, era un maggiore, si chiamava Rostikov. C'era una mamma e 2 figli. Del più grande non ho ricordi molto precisi perché era già un ragazzo sui 17-18 anni e quindi era più legato alla vita militare, anche se ancora non era sotto le armi, mentre un ricordo molto preciso, molto netto del mio coetaneo che era Boria, un ragazzino con i capelli biondi, gli occhi molto chiari, molto azzurri, e col quale si instaurò subito un rapporto molto bello, molto amichevole, grazie direi al rapporto che può intercorrere poi tra 2 madri, tra mia madre e sua madre. Naturalmente si trattava sempre di un rapporto tra bambini, quindi soggetto a essere incrinato da piccole gelosie, da piccoli bisticci, e quello che a me piaceva molto era la sua divisa da cosacco, questo nome impronunciabile, cerchesca, con un pugnale d'argento che mi piaceva moltissimo, mentre noi eravamo vestiti come tutti i bambini di questo mondo. E questa possibilità che poi lui aveva di andare a cavallo. Ho imparato a cavalcare anche forse un po' fortunato, essendo il comando qui avevano i cavalli del comando, quindi magari potevo ottenere un cavallo più di sangue, più buono. Non perché avevano anche cavalli, come si dice, broccoli, insomma, no? Perché no? Sa, da ragazzi poi si cerca anche a un certo punto il gioco, no? O un po' l'avventura. Io tenevo una nota dei bambini malati o dei malati anche adulti, che mi chiamavano, come malattie poco e niente perché loro avevano una salute di ferro. Come parti sì, aborti sì. Quando si procuravano gli aborti soli non chiamavano, non so cosa facevano. Quando si presentava la febbre o l'emorragia chiamavano. Allora io di corsa, se era emorragia, immediatamente mi andavo a prendere in bicicletta Giuliani e fare il raschiamento, no? Perché l'emorragia si muore, e molto spesso lo facevano, perché povera gente per il mondo, senza niente, senza mangiare, era in una condizione proprio miserevole, miserevole, perché andavano a rubare legna, patate. In 7 mesi si erano nati 3-4 al mese, ecco, non voglio esagerare. Dottor, tu dottor. Dicevano, vieni tu. Però non mi davano difficoltà, partorivano bene in un momento. In 1 ora, 2, 3 loro partorivano.
andarsene in Inghilterra che forse è meglio, sa? Perché se no io vado rotta libera. I bambini che lei ha fatto nascere, sì, i bambini cosacchi, poi ne ha mai rivisto qualcuno da grande? Ah, da grande, solo uno, che è venuto circa 15 anni Bartolomei, 18 anni fa. Abbiamo fatto le fotografie, l'ho cercate e non le trovo. Io che sono rinata, che ho tutto a posto e non le trovo. Bene, comunque un bell'uomo, educato, ha detto che ha 2 bambini e che la mamma mi ricorda sempre che sono stata tanto gentile con lei, per povera bambina. Diceva, e ancora questo parto, posso dire com'era. Vado dentro, non vedo questa donna buttata giù, che dalla vagina usciva il meconio, che sarebbe la cacca del bambino. Mamma mia, le porrà io. Era polarico. Ci faccio come 2 di notte, copre fuoco. Potevo chiamare anche i loro medici, E allora ho detto a questo padre, ho detto, io non so, il bambino è grosso, era così. È grosso, io faccio cosa posso. Insomma, speriamo che si salvi questo bambino, li ho avvertiti, no? Sì, ha fatto lui così. Insomma, nasce il bambino, io ho preparato, come facevo sempre, con l'acqua calda, acqua fredda in 2 vaschette. Ho preparato la lobelina, vi ricordo ancora, puntura, una punturetta, che gliel'ho fatta vicino al cuore, non so neanche come più adesso, io che sono 60 anni quasi. E allora bagno caldo, bagno freddo, la puntura, ho fatto scaldare panni nel spolert, dico a tante monate non c'era termosifoni, e l'ho avvolto nel caldo, non l'ho frizionato. E il bambino ha dato un berli, ma era grande, non c'era la bilancia, ma buoni 4 kg aveva, perché era un maciste. Questo povero papà si è appena messo a posto tutto, no? Un parto era 250 lire. 250 lire, mi ricordo come adesso. Lì tira fuori il portafoglio pieno di soldi, aveva soldi. E mi dà 500 lire, erano carte così, in carta lire. Io ho detto no, neanche per idea, ho detto metà costa il parto. No, spasiva, dottor, spasiva. E piangeva sto povero uomo, spasiva, grazie. Sono forme di convivenza, di un periodo di tragica necessità. Gente con gente, che cerca di sopravvivere e vivere. Ma se il conflitto fosse terminato con la vittoria dei tedeschi e dei loro collaborazionisti cosacchi, la popolazione della Carnia si sarebbe trovata al gradino più basso del nuovo assetto politico e sociale. Ho partigiano coi tedeschi, era da scegliere quella cosa lì. E allora, piuttosto di andare con i tedeschi, io sono partito in montagna, giovane, come ero noi, anche 18 anni, e sono andato in montagna, insomma, no? E sono entrato nel battaglione Stalin, perché siamo rimasti pochi partigiani, no? Durante l'inverno 44-45. Rasi vietali, jabloni e grusci, popli lì, tumani nadrekoi, Виходила на берег Катюша, на високий на берег крутой.